Buonasera a tutti, un saluto a tutti, bentornati all'approfondimento del lunedì sera. Quest'oggi parliamo degli istituti cattolici, delle scuole paritarie cattoliche, con un riferimento alle scuole della nostra diocesi, ma in generale andremo ad approfondire il tema generale. Lo faremo con ospiti in studio come al solito, con due collegamenti, uno da Milano, uno dal Veneto. Ma iniziamo dall'ospite principale, potremmo dire che saluto, che è il Vescovo di Chiavari, Monsignor Alberto Tanasini. Buonasera. Buonasera. Benvenuto buonasera nei nostri studi. Benvenuto. Grazie. Ha visto il titolo, Istituti Cattolici, una scuola per tutti, soprattutto abbiamo voluto sottolineare proprio come questi siano un patrimonio di cultura, di tradizione, ma anche di servizio, quindi di presenza sul territorio. Allora, intanto le volevo chiedere il suo impegno, l'impegno della diocesi nei confronti delle scuole cattoliche, ma anche il desiderio, ecco, di voler parlare di questo tema. Sì, io sento il dovere di promuovere le scuole cattoliche e difenderle da quel rischio che è molto concreto, che a poco si impoverisca il patrimonio delle scuole cattoliche, soprattutto nel nostro territorio, che era ricco di scuole cattoliche, non soltanto di scuole materne, ma di scuole di primo, secondo grado e quindi anche di grado superiore, e che a poco hanno perso molte di queste scuole. E questo è un peccato su cui credo vada riflettuto, e superando pregiudizi e incomprensioni, e quindi ecco l'impegno a promuoverle sul campo e anche questa sera con questa trasmissione. Si è vista nelle immagini, saluto l'altra ospite che è Simonetta Presa, dirigente del Maria Luigia di Chiavari, benvenuta anche a lei. C'è effettivamente questo rischio? Quali sono le difficoltà che oggi incontra il mondo delle scuole cattoliche secondo lei? C'è senz'altro una difficoltà di tipo principale, di tipo economico, nel senso che certamente a fronte di una libertà di scelta dei genitori sostenuta e affermata dalla legge 62 oltre che dalla Costituzione, quindi un sistema paritario di scuole, a fronte di questo però non ci sono sufficienti finanziamenti, e questo dispiace perché almeno l'esperienza delle nostre scuole è un'esperienza molto ricca ed è un'esperienza veramente aperta a tutti. Cioè c'è un grande educatore del nostro secolo e del Novecento, del nostro secolo, Don Luigi Giussani, che diceva, io entrando a insegnare religione al Berchet, diceva: io non voglio convincervi di quello in cui credo, ma voglio darvi gli strumenti per giudicare, per verificare. Credo che questo faccia parte anche della nostra tradizione. Infatti ha visto il titolo, abbiamo detto una scuola per tutti, proprio per far capire questo, che l'accoglienza è veramente aperta a tutti i ragazzi. Spesso c'è il pregiudizio che nella scuola paritaria cattolica ci sia come una sorta di indottrinamento o comunque una linea a cui i ragazzi vengono guidati. Non è così. Non è così, perché c'è senz'altro una proposta, ma questo qualunque adulto educatore fa una proposta, cioè un adulto trasmette, propone quello per cui vive, no? Consciamente o inconsciamente, ma la proposta che viene fatta è sottomessa all'esperienza dei ragazzi e alla verifica dei ragazzi, perché uno non può che accogliere liberamente, perché diventi propria una proposta di vita e culturale, deve essere verificata personalmente. Saluto, collegata in diretta dall'Istituto delle Suore Marcelline di Milano, Suor Anna Monia Alfieri, che è una docente di religione ma anche un'esperta di politiche scolastiche. Buonasera. Buonasera. Ecco, allora intanto ha sentito i primi temi di cui stiamo parlando. Lei si batte molto da tempo per le scuole cattoliche. Ecco, come diceva il nostro Vescovo, c'è bisogno di questa attenzione, oggi forse più che mai. Ecco, ringrazio per il gradito invito. In realtà non sono docente di religione, bensì gestore di scuole paritarie, ma poco rilevante. Quello che da anni in effetti il mio impegno sociale, ma anche politico, è indirizzato in questa traiettoria.
Le scuole paritarie, siano esse laiche di ispirazione cristiana o cattoliche, che peraltro sono oramai sempre una minoranza, sono accanto alle scuole statali quella garanzia di pluralismo educativo a favore della libertà di scelta educativa della famiglia. Cioè, se i genitori, per articolo 30 della Costituzione, ma in tutto il mondo è così, hanno il diritto di poter agire la loro responsabilità educativa, debbono poterla esercitare in un sistema di libertà di scelta educativa, e non c'è libertà di scelta educativa se non c'è libertà economica. Quindi la scuola paritaria è anzitutto al servizio di questo pluralismo. Per assurdo, qualora le 12.000 scuole paritarie chiudessero dall'oggi al domani, oltre a aggravare economicamente lo Stato italiano, come andremo ad approfondire, in realtà si lede un principio della Costituzione, ergo la libertà educativa. Dunque in Italia, che è una democrazia, è una repubblica, è uno Stato di diritto, passeremo da un sistema pluralista ad un sistema di monopolio che è sempre tipico dei regimi e mal si confà l'Italia. Quindi questo è un impegno tutto civile, tutto sociale, che dovrebbe in realtà interessare chiunque ha figli e non ha figli. Detto in estrema sintesi, perché in Italia il ricco sceglie e il povero si accontenta. Qual è il valore secondo lei di una scuola cattolica, di frequentare quindi una scuola paritaria cattolica? Io credo che il valore che oggi, in aggiunta alla scuola paritaria cattolica, è anzitutto, sgomberiamo il campo da ogni dubbio, non è certamente l'idea della confessionalità. Io lo dico spesso, mi permetteranno di dirlo anche in questa trasmissione, il 90% dell'attuale classe politica ha studiato nelle scuole paritarie cattoliche e per l'80% ha i figli nelle scuole paritarie cattoliche, al di là di qualsiasi schieramento politico. Quindi è evidente che è puramente strumentale l'ideologia politica. Frequentare una scuola paritaria oggi credo che sia la possibilità per la famiglia di esercitare la propria libertà educativa, e sappiamo peraltro che le scuole paritarie cattoliche sono frequentate da cattolici ma anche da religioni differenti. La scuola al Cairo, frequentata da musulmani, è gestita dai salesiani. Detto ciò, il valore aggiunto oggi di una scuola paritaria cattolica è una parola di pluralità. Ecco, Eccellenza, lei che conosce insomma, le scuole che sono qui sul nostro territorio, che tipo di tesoro appunto ha incontrato, che tipo di valori vengono trasmessi, che cammini vengono svolti per poter dire appunto che la scuola cattolica è preziosa ed è un presidio importante da difendere? Ma noi dobbiamo tenere presente che molti dei docenti di vari gradi del nostro territorio hanno avuto una formazione in scuole cattoliche, sia le maestre fino a pochi anni fa, sia per quello che riguarda il liceo linguistico Santa Marta. Mi dicevano, e questa è stata una scuola chiusa prima che io arrivassi, che l'Arco era un liceo classico che poteva tenere il confronto con i licei più alti di Genova. Ecco, quindi hanno inciso molto sulla formazione delle persone che oggi sono responsabili anche del nostro territorio. E credo che questo sia la prova di come nel tempo le scuole cattoliche siano state di apporto alla vita della comunità e come il loro venir meno sia stato un impoverimento. Certo. Tra l'altro di recente è uscito un articolo su Avvenire, sul quotidiano Avvenire, proprio che focalizzava l'attenzione sull'importanza anche di percorsi di studio individuali o comunque personalizzati. Ne abbiamo parlato anche con la dottoressa Presa, perché è un aspetto insomma, importante anche di accoglienza del ragazzo, di valorizzazione. Questo può essere un punto cardine dell'insegnamento nella scuola? Sì, penso di sì, perché diciamo, noi partiamo dal fatto che, non so dirlo diversamente, ma uno è fatto bene per come è fatto, no? Cioè ognuno ha le sue, il ragazzo è prezioso, ma proprio anche ognuno di noi, nelle sue caratteristiche
caratteriali, nelle attitudini, nei difetti, insomma, no, Dio ci ha voluto così. Allora, lo scopo dell'educazione è proprio quello di tener conto e di sviluppare queste potenzialità, cioè di permettere a ciascuno di venire fuori per quello che è. Anche l'orientamento, di cui si parla tanto, ha molto a che fare con la vocazione della vita, con il compito della vita, con la responsabilità che ognuno ha di fronte, nei confronti della realtà, no? A questa grandezza qua, non solo che mestiere farò, no? Ecco, Suor Anna, personalizzare appunto un percorso di studi, che valore può avere secondo lei? Ma questo è evidente anche dagli ultimi dati OCSE-PISA. Gli ultimi dati OCSE-PISA pubblicati nel 2019 analizzano i dati del 2015 in modo inequivocabile. Dicono che la scuola italiana non è più un ascensore sociale, peraltro in Italia c'è un alto tasso di NEET, abbandono scolastico, dispersione scolastica. Evidentemente noi perdiamo per strada questi ragazzi che avrebbero bisogno di un accompagnamento, di percorsi scolastici individualizzati e vanno ad infittire le fila di NEET, ragazzi che non studiano e non lavorano, rappresentano un costo sociale enorme. E questo è un fallimento per la nazione. Peraltro nei 69 paesi esaminati OCSE-PISA chiaramente dice che il paese Italia è un paese dove il sistema scolastico, cerco di tradurre così, non è di qualità perché non è equo perché sono proprio le classi sociali più svantaggiate, intendo dire svantaggiate non soltanto economicamente ma anche territorialmente e anche della provenienza familiare, che non riescono a riemergere attraverso il sistema scolastico. Questo è veramente un dato che ci dovrebbe allarmare, perché la scuola da sempre e gli istituti cattolici sono stati fondati senza ombra di dubbio non per fare proselitismo, non per essere una realtà puramente confessionale fine a se stessa, ma quanto per riscattare una frangia del paese, che sono le frange più fragili, quelle più deboli, quelle più svantaggiate. Oggi invece la chiusura di numerosi istituti paritari cattolici, soprattutto nel centro-sud, oltre che a impoverire il paese di pluralismo educativo, produce questo effetto grave di sistema iniquo, quindi non di qualità, che non aiuta proprio i più poveri, quelli per cui noi siamo nati. Quindi che cosa succede? Che in Italia, ahimè, con gli ultimi dati OCSE-PISA è dimostrato che l'operaio non può che rimanere operaio, con tutto il rispetto per la classe sociale. Purtuttavia si prenda atto che proprio quella commento iniziale dove ho detto che il ricco sceglie e il povero si accontenta non è soltanto una frase puramente economica, ma diventa oggi un elemento chiaro di OCSE-PISA a giustifica della grave dispersione scolastica e dell'abbandono scolastico in Italia. Quindi il centro-sud è destinato a soffrirne sempre di più, perché se loro pensano che delle 12.000 scuole paritarie, e di questo ne vorrei parlare con voi, le scuole paritarie che sono rimaste sono quelle che hanno una retta sopra i 4.000 euro e siamo destinati, se non si frena questa chiusura, con una presa di coscienza seria da parte delle scuole paritarie di essere oggi quell'anello capace di riscattare la società. Io dico sempre che fra 5-6 anni ci avvieremo ad avere una buona scuola statale per tutti, ma poi andremo a verificare questo fattore, e una buona scuola paritaria dalle rette sopra i 6.000 euro. Quindi il ricco sceglie e il povero si accontenta. Abbiamo visto una grafica, la possiamo rivedere, che ci sono proprio i numeri di cui stava parlando anche Suor Anna. Gli istituti paritari in Italia sono 12.547, di cui il 63,4% scuole cattoliche. In totale si parla di alunni per le scuole cattoliche di oltre 570.000. Ma Suor Anna, secondo lei le scuole paritarie fanno spendere di più lo Stato o lo fanno risparmiare? No, questo è stato ampiamente dimostrato già con i dati proprio del Ministero, e devo dire che la cosa interessante è che ci sono stati vari governi di varie aree politiche e tutti hanno dovuto convenire su questo fattore. Oggi in Italia un allievo della scuola statale costa tasse dei cittadini 10.000 euro solo di spese correnti, quindi ogni cittadino all'anno finanzia 10.000 euro la frequenza di un allievo alla scuola statale, al netto del grave disastro
di cui soffre anche la scuola statale per una totale mancanza di autonomia. Cadono i muri, manca la carta igienica, mancano 200.000 docenti all'appello, 50.000 docenti di sostegno. Di contro, quanto costa un allievo della scuola paritaria alle tasse dei cittadini? 500 euro. Quindi per quegli 800.000 allievi, fino a 5 anni fa eravamo a 1.100.000, pensate, 800.000 allievi che frequentano la scuola paritaria, lo Stato italiano risparmia 9.500 euro per allievo. Falso quando si dice che questi allievi potrebbero essere assorbiti a costo zero dalla scuola statale, perché si dimentica di fare i conti con 3 leve molto gravi. Uno, le classi pollaio; secondo, la domanda che non incontra l'offerta; terzo, le scuole che chiudono non hanno di contro vicino delle scuole statali in grado di assorbire questa richiesta. Io ho frequentato personalmente in questi anni delle realtà di provincia, di periferia, di tutta la penisola, dove a fronte di una scuola paritaria che chiudeva, la famiglia doveva fare più di 10 chilometri per portare a scuola il figlio. Ecco, su questo faccio intervenire gli ospiti in studio. Dottoressa Presa? Sono molto d'accordo su questa analisi, evidentemente, e c'è anche da dire, parentesi, che dove lo sforzo delle scuole è quello di tenere basse le rette, perché noi siamo sotto queste cifre, ma con grandi difficoltà, c'è bisogno di inventarsi 1000 finanziamenti diversi, 1000 possibilità. E un punto molto grave di discriminazione è quello del sostegno, secondo me, perché noi abbiamo ragazzini che hanno bisogno dell'insegnante di sostegno alle medie e appoggio da parte dello Stato pari a zero, quindi un costo enorme, tutto a carico delle famiglie o della scuola. Insomma. Ecco, poi ci torniamo così vediamo anche alcuni dati. Eccellenza. Ma mi complimento con la suora che ha precisi dati statistici. Io voglio soltanto sottolineare che questa difficoltà a dare davvero la scuola paritaria a tutti in Italia è un fatto storico, nel senso che dall'unità d'Italia si è voluto garantire la formazione degli italiani, come si diceva, ad ora facciamo gli italiani, con un monopolio educativo e quindi con la difficoltà per le scuole paritarie, quelle che chiamiamo oggi scuole paritarie. Di qui nasce il fatto che le scuole paritarie, anche cattoliche, sono in difficoltà dal punto di vista del sostegno economico. In altre nazioni, anche del tutto laiche come la Francia, addirittura di matrice culturale diversa, religiosa diversa, si è riconosciuto il valore e la funzione delle scuole paritarie ed è riconosciuto per il loro valore. Noi ricordiamo che il sistema attuale ha il suo padre nel ministro Berlinguer, il quale personalmente mi diceva di essersi reso conto di questo valore delle scuole cattoliche, non scuole ideologiche, confessionali, proprio girando nel mondo e rendendosi conto di questa situazione così diversa dalla nostra, secondo le quali le scuole paritarie cattoliche sono frequentate, come diceva la suora, da persone di tutte le religioni perché considerate di alto profilo formativo. Certo. Adesso ci interrompiamo un attimo, andiamo proprio nel cuore di una scuola, vedremo nel corso della puntata alcuni servizi. Iniziamo dall'Istituto delle Giannelline di Chiavari, che è una realtà che negli ultimi tempi ha visto un grande movimento di sostegno per poter portare avanti la propria sfida educativa. Allora vediamo il servizio con le interviste di Giacomo Rizzi, poi ci ritroviamo in studio.
L'attenzione alla persona nella sua completezza e complessità è la priorità del Liceo Giannelli di Chiavari, che si declina in diversi aspetti dell'attività scolastica. Una formazione trasversale, con un approccio volto all'acquisizione di metodologie e strumenti, oltre che all'apprendimento di nozioni. Una cura dei ragazzi che li accompagna nella crescita, come indicato dai valori che il Sandro Giannelli riteneva fondamentali. Il Giannelli certamente nella sua vita è stato animato da una grande passione. Passione anzitutto per la vita stessa, per Gesù e per le cose in cui lui credeva e che seguiva, quindi questa passione l'ha portata a fare cose grandi. Ecco, mi par di dire che un primo obiettivo che ci poniamo insieme ai ragazzi è che la passione deve animarci e deve guidarci, la passione per la vita, la passione per lo studio, per la conoscenza, per le cose belle, e un altro aspetto, quello del curare un po' la relazione tra le persone, perché uno che vive con passione la vita non può non viverla aperto agli altri. Quindi l'altra grande attenzione che si deve avere in generale come scuola, ma che abbiamo noi come scuola qui nel Giannelli Campus, è proprio l'attenzione alla persona a 360 gradi, che poi diventa relazione autentica, diventa desiderio di crescita, diventa desiderio di camminare insieme. Accompagnare i ragazzi nella loro crescita significa anche dare loro un insegnamento di qualità. In particolare il liceo, oltre ad essere pensato per venire incontro ai ragazzi che praticano sport a livello agonistico, cura molto le competenze trasversali e uno studio multidisciplinare che permetta l'acquisizione di un pensiero critico. Particolare rilievo anche per le competenze informatiche, sia nella conoscenza dei software che nell'educazione all'utilizzo dei media digitali. L'obiettivo prioritario, manifestato dalla preside Daniela Loero, è quello di alzare la qualità e migliorare la preparazione degli studenti rispetto agli anni precedenti. Anche per questo motivo che l'istituto è attento ai percorsi di recupero e potenziamento che avvengono sia nelle ore curricolari che al pomeriggio per adeguarsi alle necessità dei ragazzi. La cura nelle relazioni personali non si esaurisce con i ragazzi, ma si estende alle famiglie con cui la scuola ha una stretta comunicazione. La particolarità della scuola che ha un'attenzione specifica alla singola persona, al singolo ragazzo. In più, diciamo, la particolare attività che viene svolta, in questo caso il liceo scientifico sportivo. L'attenzione al singolo si vede da tante piccole cose. Il risultato migliore è come mio figlio torna da scuola a casa, sempre contento, sempre entusiasta, sempre pronto a raccontare ciò che viene fatto con grande gioia, e la dedizione che lui poi mette nello studio. Rieccoci in studio, continuiamo con la nostra diretta. Volevo rivolgere appunto una domanda al Vescovo proprio sul Giannelli di Chiavari. È proprio l'esempio di cui parlavamo prima, dell'impegno che ci può essere anche a livello così di famiglie, in questo caso al primo posto anche la diocesi, per sostenere una scuola paritaria che si trovava in difficoltà. Ma era l'ultima scuola superiore rimasta nel Tigullio, scuola paritaria. Io ho pensato che non si poteva permettere questo venir meno totalmente di una scuola superiore di formazione, e quindi abbiamo messo tutto l'impegno per sostenerla e rilanciarla, non soltanto mantenerla. Ed è stato fatto un lavoro molto intenso per arrivare a questo. Intanto si sono dovuti trovare gli sponsor che aiutassero a superare la difficoltà economica grave che portava verso la chiusura. E poi si è voluto preparare un progetto educativo che fosse di qualità, che non soltanto guardasse alla realtà sportiva, anche se è di primario, direi, nell'attenzione, ma che preparasse i ragazzi alla vita, quindi anche al di là delle prospettive che per alcuni saranno certamente efficaci, per altri però potrebbero poi venire meno, della riuscita nel campo sportivo, ma non deve cessare la riuscita nel campo della vita. E quindi si è lavorato in questa direzione. E il progetto educativo mi è parso molto allettante, il lavoro di impostazione è stato assiduo da parte di insegnanti che hanno dato
il loro apporto, soprattutto ex dirigenti scolastici attualmente in pensione, ma che hanno portato tutta la loro esperienza e tutta la loro passione. Ecco, è importante dare un buon messaggio anche alle famiglie, quindi in questo momento il servizio c'è, è garantito e come diceva è un buon servizio. Sì, noi speriamo che sia compreso il valore anche di questa scuola, che tra l'altro, ci tengo a dire, non si mette in competizione con le scuole statali, vuole essere anzi in collaborazione, perché noi abbiamo stima delle scuole statali, vuole esserci un rapporto con loro di confronto, di aiuto, di rete, per cui non ci riteniamo estranei a questa realtà, ma in dialogo con questa realtà della scuola statale. Ecco, dottoressa Presa, eppure c'è anche chi pensa che ci sia una contrapposizione tra le scuole, però in realtà non è così, nemmeno tra i docenti delle scuole paritarie, è così. No, per esempio moltissimi, è anche un processo abbastanza naturale che molti insegnanti formati nelle nostre scuole poi passino allo Stato e continuino una collaborazione, oppure c'è proprio anche una rete, io vedo da noi, una rete di docenti che collaborano, pur insegnando nelle scuole statali, collaborano a titolo anche gratuito, volontario, con noi proprio perché credono perché si condivide un progetto educativo, c'è uno scambio nella formazione, c'è la partecipazione a corsi comuni, quindi nessun tipo di contrapposizione. Ecco, Suor Anna, non so se ha sentito l'esempio appunto della scuola dell'Istituto Gianelli di Chiavari, è un esempio che dice che quando c'è la collaborazione, quando c'è una rete insomma, di aiuto, la scuola cattolica funziona e dimostra appunto che c'è un movimento, come dire, anche dal basso. Ecco, è importante questa rete e in generale la scuola cattolica è capace di far sentire la propria voce? Allora, io conosco molto bene la vicenda dell'Istituto Gianelli di Chiavari e colgo l'occasione per una domanda che era inaspettata, ma il bello della diretta è questa. Per ringraziare pubblicamente, volevo farlo diversamente, ma colgo l'occasione di questo spazio per ringraziare il Vescovo. Da anni mi occupo di scuola e devo dire che il Vescovo, Eccellenza, è stato veramente un Vescovo coraggioso e un Vescovo che ha saputo dare una risposta concreta a tante famiglie che di fronte alla libertà di scelta educativa si domandano dov'è lo Stato ma anche dov'è la Chiesa. Perché è vero quello che dice il Vescovo, è una contrapposizione questa antica che risale al Regno d'Italia, ma in realtà io dico sempre che se la scuola non è della Chiesa, tanto meno è dello Stato. Dunque, grazie al Vescovo per aver fatto questo gesto coraggioso, perché so che non è stato indolore né da un punto di vista economico né da un punto di vista di impegno educativo né di sfida rilevare e gestire questo istituto che è stato condotto per anni in un modo molto serio dall'istituto religioso. Evidentemente però dobbiamo portare all'opinione pubblica che quando un allievo della scuola statale diciamo costare 10.000 euro e un allievo alla scuola paritaria chiediamo 2.000-3.000 euro, evidentemente qualcun altro ci sta mettendo la differenza e quando questo qualcun altro si è indebitato oltre un certo livello evidentemente non ce la fa più, ragion per cui alcune scuole devono cedere il passo alla chiusura, tranne dove ci sono figure illuminate che decidono che quella scuola paritaria ha senso esserci non perché è migliore o peggiore di un'altra o perché insegna meglio della scuola statale a far di conto, ma perché è una parola di pluralità. Perché ricordiamoci sempre che chi è a favore della scuola libera non è contro la scuola di Stato, ma è contro la scuola unica, quella di regime. Dal mio osservatorio non ho mai notato una reale contrapposizione del tutto inesistente ma strumentale fra scuola statale e scuola paritaria. C'è una rete magnifica fra scuole statali e scuole paritarie, fra i docenti, fra le istituzioni, lo Stato
dove in realtà però si ha la voglia di sapere. Ecco, questa trasmissione, come fate oggi voi, fa un servizio enorme alla società perché vuole far sapere le cose. Non c'è una reale contrapposizione alla libertà di scelta educativa. Non pensiamo che ci sia un nemico contro di noi, contro la scuola paritaria cattolica, falso, non c'è. Non c'è una ideologia, neanche questa, c'è semplicemente una non conoscenza. E allora che ha tradotto la scuola paritaria in questi slogan: la scuola dei preti e delle suore, al netto che con la crisi vocazionale non ce ne sono neanche più, la scuola dei ricchi per i ricchi, trasformando quella che era un'ingiustizia, cioè la famiglia che doveva pagare le tasse prima e la retta poi, da ingiustizia a privilegio, trasformando i gestori di scuole paritarie che a costo di enormi sacrifici sono rimasti aperti per dire una parola di pluralità, essendo costretti a chiedere una retta minima, se per minima chiederla, a porsi la domanda di fronte al disabile: chi paga il docente di sostegno, la scuola, gli altri genitori, in un concetto di sussidiarietà al contrario. A fronte di queste domande grosse, il gestore che si è speso per una parola di pluralità è stato trasformato da vittima in colui che praticava l'ingiustizia. Ecco perché la scuola paritaria, e grazie all'aiuto del vescovo di Chiavari, deve esserci, per essere quella parola che impedisce al cervello di obnubilarsi. Perché oggi noi possiamo parlare di libertà e di pluralismo, ma qualora queste 12.000 scuole paritarie non ci saranno più, la gente si abitua a tutto. Ci abitueremo anche che per il povero c'è la scuola statale che se la deve far bastare, e per il ricco, che sempre ha potuto scegliere, quindi non è un problema dei ricchi, si può permettere la scuola paritaria. Quello che io dico è: basta continuare a perpetuare il concetto scuola paritaria sì, scuola paritaria no, scuola cattolica sì, scuola cattolica no. Si mettano al centro le questioni. Il diritto alla libertà di scelta educativa dei genitori deve essere garantito a costo zero perché hanno già pagato le tasse. Abbiamo ampiamente dimostrato che con i costi standard, i 7 milioni di studenti che oggi costano 10.000 euro e gli 800.000 che costano 500 euro di tasse dei cittadini, attraverso i costi standard, liberando 7 miliardi di risorse, lo Stato italiano già domani può permettere la libertà di scelta educativa a tutti. Perché lo fa? Non per ideologia, ma per inerzia, perché, come diceva Calamandrei, la scuola è l'unica che fa di sudditi i cittadini, ma gestire dei cittadini è molto difficile. Ecco, grazie Suor Anna. Intanto do il benvenuto in diretta telefonica a Giancarlo Frare, che è il presidente nazionale dell'Associazione Genitori Scuole Cattoliche. Buonasera. Buonasera a voi, buonasera a tutti. Grazie per il suo intervento. Allora, iniziamo dall'incontro che avete avuto di recente con il nuovo ministro Fioramonti. Allora, intanto che incontro è stato e soprattutto che cosa vi aspettate adesso da questo nuovo governo? Allora, l'incontro è avvenuto all'interno del FONAX, quindi del Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori della Scuola Cattolica. Chiedo scusa, dei genitori della scuola, dove l'AGESC è presente insieme con altre 6 organizzazioni. Il Ministro ci ha ricevuto il 16 di questo mese e noi abbiamo rappresentato, tra le molte criticità, abbiamo presentato una criticità gravissima per la scuola paritaria, che è rappresentata dall'assenza di sostegno economico per gli insegnanti di sostegno, che mina il diritto all'istruzione dei ragazzi e delle ragazze con disabilità. Ecco, c'è quindi questo problema anche, come dire, di confronto tra scuola paritaria e scuola pubblica sulla questione del sostegno, ma recentemente si è parlato anche del concorso, ad esempio, degli insegnanti precari, e parrebbe che nel concorso, per quanto riguarda l'abilitazione, non ci siano, ecco, i docenti delle scuole paritarie. Anche questo non è proprio una cosa bella, se ne è dibattuto tanto in questo periodo. Di questo un'altra organizzazione di genitori, che è FAES, Famiglie e Scuola, aveva puntualizzato appunto la questione degli insegnanti che sono esclusi da questo concorso. Questo concorso ci era già stato presentato questa primavera come la panacea per tutti i mali, e in realtà ora noi ci troviamo questa doccia fredda dove i nostri docenti, quindi stiamo parlando della lesione di un diritto costituzionale che è la libertà di insegnamento,
sono esclusi dalla possibilità di accedere al bando e quindi ad accedere potenzialmente all'abilitazione. Questo è grave in una situazione che è squisitamente italiana, perché questo discrimine che avviene, noi abbiamo oggi ancora la possibilità di una libertà di insegnamento e di una libertà di scelta educativa, perché esistono ancora un numero consistente di scuole paritarie cattoliche, anche di altre scuole paritarie. Ma nel momento in cui le difficoltà di vario genere, non solo quelle economiche, ma anche quelle normative, minano la possibilità di poter esercitare liberamente l'attività di istruzione, i genitori si troveranno sempre più ristretti nella loro libertà di scelta educativa. E questo non avviene nel resto del mondo, questo nel resto d'Europa vede una presenza importante di altre scuole, segnatamente delle scuole cattoliche di ispirazione cristiana. Ecco, prima delle elezioni europee di quest'anno la vostra associazione sembrava avere degli input positivi, come dire, dal governo. Naturalmente questo deve essere analizzato in seguito, poi appunto il governo è caduto, adesso c'è un nuovo ministro, quindi che sensazione avete in questo momento? Il ministro ha dato un'impressione estremamente favorevole, perché si è prestato con attenzione ad ascoltare le varie istanze che venivano dalle associazioni di genitori presenti nel mondo della scuola, e questo è importante perché riguarda tutta la scuola italiana, dove la fatica associativa dei genitori che vogliono rappresentare le istanze di 10 milioni di ragazzi, quindi di 10 milioni di famiglie, spesso viene semplificata con le tensioni che avvengono per sporadici casi di bullismo tra adulti, dove ci sono stati episodi di violenza nei confronti di docenti e di contraltare anche di violenza nei confronti dei minori. Questi sono casi da un punto di vista della cronaca rilevanti, ma da un punto di vista statistico irrilevanti, perché su 10 milioni di studenti che vivono la scuola con successo, con soddisfazione, con fatiche, con speranze, questi pochi casi non possono far passare tutto quanto in secondo piano. Sicuramente la scuola italiana ha bisogno della partecipazione della componente dei genitori, perché la scuola stessa chiede una collaborazione. Prima ascoltavo il discorso del patto di corresponsabilità. Il patto di corresponsabilità è un momento importante di condivisione, e qui in particolare nel mondo della scuola cattolica noi vediamo che il patto di corresponsabilità viene effettivamente applicato, cioè i genitori sono parte integrante, entrano a far parte del progetto educativo che vede al centro di tutta l'attività delle nostre scuole i ragazzi con un progetto educativo importante che noi condividiamo, che noi scegliamo. Poi ci sono luoghi comuni sulle scuole dei ricchi, le scuole dove non ci sono stranieri, eccetera, ma nella stragrande maggioranza delle persone che scelgono la scuola si valuta il progetto formativo per i nostri ragazzi, cioè il progetto per il futuro delle nuove generazioni. Questo è quello che vogliamo difendere, e la libertà di scelta educativa non può prescindere dalla presenza costante della scuola cattolica. Bene, grazie per il suo intervento. C'è un intervento anche da parte della dottoressa Simonetta Presa. Volevo aggiungere questo, che per esperienza vediamo che da parte dei genitori c'è proprio il desiderio di un coinvolgimento anche per loro, cioè anche il desiderio di essere accompagnati, di condividere questa avventura educativa, di trovare dei momenti di incontro, di non aver paura di affrontare le domande che i ragazzi fanno e anche le loro stesse domande sulla vita, sull'esistenza. E quindi è un contesto amicale che si viene a creare, anche non è che non ci siano contrasti a volte, però proprio un contesto di amicizia che è veramente una cosa grande. Ecco, vuole rispondere, dottor Frare, su questo, sul coinvolgimento dei genitori? È una delle attività che l'associazione si è preposta, nel senso di preparare anche momenti formativi e di condivisione tra genitori, ma in collaborazione anche con le scuole. Sicuramente noi abbiamo fatte nostre le 3 parole che Papa Francesco cita sempre, quindi noi citiamo sempre nella nostra attività: è permesso,
grazie e scusa. Il permesso è perché entriamo in una realtà che non è nostra, che accoglie i nostri figli e, come spesso io dico, accoglie magari con una richiesta di contributo per l'istruzione dei nostri figli, ma ci aiuta nella crescita come educatori gratuitamente. Il coinvolgimento quindi dei genitori, come era stato citato prima, avviene in una piena condivisione di un progetto, però noi, fra virgolette, non paghiamo nulla. Poi per quanto riguarda invece il discorso della formazione è fondamentale, ma diventa diremo molto semplice questo passaggio quando c'è un comune sentire tra educatori ai quali noi affidiamo i nostri figli e la famiglia che come primo diremo agenzia educativa concede o porta nella scuola i propri figli. Quindi questo non vuole essere una descrizione idilliaca, perché le difficoltà poi nel percorso educativo dei ragazzi o delle ragazze ci possono essere, ma questo è un sentire comune. Noi entriamo in una struttura che è una nostra seconda casa e questa collaborazione è potente, ovviamente quando tutto funziona bene, quando la scuola è messa nelle condizioni di poter lavorare bene. Certo. Bene, grazie Giancarlo Frare, buona serata. Grazie a voi per l'opportunità. Grazie per l'intervento, Presidente nazionale dell'Associazione Genitori Scuole Cattoliche. Adesso noi andiamo a vedere invece l'attività all'interno dell'Istituto delle Suore Benedettine di Rapallo. Siamo andati a visitare l'istituto, lo vediamo, poi ci ritroviamo in studio. Si prendono cura di ogni persona che viene loro affidata, seguendone la formazione sotto tutti gli aspetti. Così le Suore Benedettine di Rapallo gestiscono l'istituto scolastico, senza limitarsi a curare l'apprendimento dei ragazzi, ma cercando di educarli pensando agli adulti di domani. Il piano dell'offerta formativa che la scuola offre è molto attento allo sviluppo del bambino nelle sue molteplici capacità. È attenta sia per quanto riguarda i contenuti, quindi l'apprendimento, attenta alla sua formazione integrale, quindi anche alla dimensione spirituale, etica. Il bambino viene seguito sotto tutti gli aspetti e chiediamo molta collaborazione alle famiglie per essere attenti appunto a quello che ogni bambino sta vivendo. Ed è alle famiglie che si estende l'offerta formativa dell'istituto, sia attraverso incontri, sia attraverso momenti di condivisione in cui creare relazioni per avere un rapporto di fiducia e scambio con i genitori. Alla fine i bambini sono la conseguenza di quello che viene vissuto all'interno della famiglia e quindi non si possono scindere i bambini dal loro nucleo familiare. E la cosa difficile sicuramente è questo coinvolgimento però nel quale crediamo, e devo dire che anche da parte delle famiglie lo percepiscono questo, cioè avvertono questa attenzione, questa cura. Ogni bambino è singolo, con le sue particolari caratteristiche, con i suoi punti forti e i suoi punti deboli. Ecco, cerchiamo soprattutto di evidenziare, di far sì che il bambino sia consapevole di quelle che sono le sue grandi risorse. La scuola comprende la sezione primavera, la scuola materna e la primaria. Offre un servizio di prescuola per i bambini più piccoli, aprendo alle 7:30 e sta lavorando per l'inserimento anche di un doposcuola, per venire incontro alla richiesta di molte famiglie. Uno degli esempi che dimostra come sia lo spirito di servizio ad essere centrale nella missione educativa delle suore. E la cosa, secondo me, affascinante di questo è proprio il mettersi in gioco tutti, per tirare fuori ciascuno il meglio di sé e credere nelle potenzialità di ciascuno. Ecco, istruire quindi, ripeto, formare l'uomo a 360 gradi. Sempre in diretta continuiamo a parlare degli istituti cattolici. Ecco, Eccellenza, parlavamo dei genitori. Quanto è stato importante anche averli incontrati, per esempio nel caso del Gianelli di Chiavari, però in ogni caso non solo quell'istituto, e che valore emerge anche dal loro punto di vista dell'importanza della scuola cattolica come presidio, come realtà territoriale, come servizio, ecco, per il territorio diocesano. Ma io ho constatato prima di tutto il timore che davvero la scuola venisse meno. D'altra parte la trepidazione, il timore che non ci fosse
davvero la possibilità di rilanciarlo. Quando i genitori sono stati consapevoli che invece la possibilità di non solo di una continuità ma di un rinnovamento poteva essere in atto, hanno partecipato con attenzione anche nei mesi estivi a qualche incontro che abbiamo promosso per tenerli al corrente del procedere del lavoro che si stava facendo. E alla fine ho trovato la soddisfazione di vedere che gli impegni presi erano mantenuti. Ecco, le scuole cattoliche sul nostro territorio che rimangono, tuttavia resistono e hanno anche molte idee, molte iniziative per andare avanti. L'ho visto anche prima nel servizio delle Benedettine, comunque ci sono degli stimoli per andare avanti. Questo è bello poterlo constatare, che nonostante le difficoltà di cui parliamo, economiche e non, c'è questo desiderio forte di proseguire con il lavoro. Sì, ma dobbiamo anche dire che venendo meno le risorse umane, diciamo, degli istituti, i genitori non hanno pensato che tranquillamente si potesse finire. Molti hanno preso in mano la situazione. Penso che farete riferimento anche, ad esempio, al Giannelli di Rapallo, dove effettivamente i genitori sono diventati protagonisti della vita della scuola. Certo. Visto che l'ha citato, andiamo subito a vederlo. Il servizio sempre di Giacomo Rizzi e l'Istituto delle Suore Giannelline di Rapallo. La promozione della persona, alla base del servizio educativo, con particolare cura per coloro che hanno più difficoltà. Sono le priorità dell'Istituto Giannelli di Rapallo, che, prima di un luogo di apprendimento, si propone come un ambiente familiare e ospitale, in cui coltivare le diverse personalità degli alunni. Il carisma del Santo Giannelli è un'attenzione particolare ai ragazzi, un'attenzione particolare ai bambini e i principi fondamentali, diciamo, che ha il Giannelli nel 1800 noi li rileggiamo ancora adesso e sono validi, uguali e validissimi anche a distanza di tanti anni. La promozione della persona di cui parlavamo non si esaurisce con i ragazzi, ma prosegue nel rapporto di collaborazione che si cerca di instaurare anche con le famiglie, per le quali sono previsti corsi di formazione sulle problematiche del giorno d'oggi. Prendersi cura dei ragazzi significa collaborare con la famiglia. La scuola deve collaborare con la famiglia collabora con la scuola, perché sappiamo che al giorno d'oggi i genitori, la famiglia sono, diciamo, impegnati, perché i genitori magari lavorano entrambi e quindi noi dobbiamo cercare di supplire, di venire incontro a questi genitori aiutandoli. Poi facciamo anche dei corsi proprio di formazione per i genitori. L'Istituto Comprensivo accoglie gli scolari dalla sezione primavera alla scuola secondaria di primo grado, cercando di offrire un servizio più diversificato possibile per venire incontro alle differenti esigenze. Per i bambini la ricezione inizia alle 7 di mattina con il prescuola e si conclude con il post scuola alle 18. Per i ragazzi più grandi c'è la possibilità di scegliere tra differenti laboratori e attività extracurricolari. Tra queste, ogni anno, il 21 ottobre, per la ricorrenza della Santificazione, c'è la visita al comune di Cerreta, luogo di nascita del Giannelli. Noi li portiamo a Cerreta, tutta la scuola si sposta a Cerreta, il paesino dove è nato e vissuto il Giannelli, e proprio per fargli conoscere la casa, i luoghi dove lui ha vissuto da bambino, da ragazzino. Rieccoci in studio, proseguiamo con la nostra diretta, ancora pochi minuti. Vorrei tornare però da Suor Anna. Ha sentito prima il collegamento telefonico con il dottor Frare dell'Associazione Scuole Cattoliche. Lei invece che cosa si aspetta da questo momento, diciamo, politico del nostro Paese? Cosa si aspettava prima e cosa si aspetta adesso? Perlomeno quali sono gli input?
Ecco, l'amico Frare ringrazio e condivido tutti questi interventi. In realtà mi sono sempre aspettata poco dagli altri, ho cercato di chiedere a me stessa e così anche a ciascuno di noi che cosa possiamo fare, perché non credo che avverrà mai che ci sarà il politico così illuminato da capire che bisogna impegnarsi sino in fondo, perché questo in realtà, vede, io non devo convincere il ministro di turno, perché tutti i ministri che si sono alternati negli anni della storia italiana conoscono tutti benissimo le scuole paritarie cattoliche, perché o direttamente hanno studiato loro, o studiano i loro figli o i loro nipoti, quindi veramente non ho mai avvertito il bisogno di far capire niente a loro, perché credo che in realtà tutto questo sia possibile, come sempre è stato possibile, grazie alla buona volontà di tanti cittadini, come quelli che avete in studio, come quelli che ci ascoltano, che fanno emergere nella crisi una nota positiva. È vero, in questi ultimi 5 anni abbiamo perso 200.000 alunni, all'anno hanno chiuso 300 scuole paritarie, ma io credo che da questa crisi non si possa altro che essere positivi, perché ci sono stati 3 passaggi fondamentali. Primo, una maggiore presa di consapevolezza da parte di tutti che qui non si difendeva il diritto della scuola paritaria ad esistere o ad esserci, quanto il diritto alla famiglia a poter scegliere fra scuola statale e paritaria, e semmai il Ministro ci stesse ascoltando, gli chiederei come pensa che sia possibile esercitare una libertà di scelta educativa senza pluralismo con dei vincoli economici, perché in realtà qui è proprio il problema del povero, magari del suo elettorato, che non può scegliere, non del ricco, perché in realtà ha sempre potuto scegliere e sempre sceglierà. D'altro canto c'è stata una maggiore consapevolezza anche da parte dei cittadini, anche da parte dei genitori, ed una presa in carico e dai cittadini e dai genitori e dai gestori che oggi la scuola paritaria deve necessariamente rimanere, perché è quella parola di pluralità che senza la quale verrebbe gravemente lesa la libertà, e abbiamo tantissimi esempi di scuole nuove che nascono, di scuole raccolte assunte dai genitori, assunte dai docenti, quindi è una nuova vocazione, cioè credo che sia un nuovo periodo di grande ottimismo per la scuola paritaria, che fino a ieri probabilmente a fronte della crisi chiudeva, oggi ci si fanno molte più domande, e avete ospite un vescovo che se ne ha fatte davvero tante sino ad accogliere e assumere su di sé la responsabilità dell'unico istituto sportivo che, qualora avesse chiuso, avrebbe privato Chiavari e dintorni dell'unico istituto sportivo. D'altro canto c'è la terza presa di coscienza, che in realtà è tutto il sistema scolastico che soffre, da un canto la scuola paritaria di mancanza di libertà, dall'altro la scuola statale non è messa meglio, perché i 10.000 euro all'anno hanno un prezzo altissimo che la scuola statale paga, c'è la totale assenza di autonomia, quindi nella scuola paritaria manca la libertà di scelta educativa, nella scuola statale a fronte di 10.000 euro manca la carta igienica. Qui credo che l'unica soluzione non sia nelle mani del Ministro, che in realtà nell'alternarsi di un anno alla volta ne abbiamo conosciuti tantissimi. La differenza qui la faranno i cittadini, i suoi radioascoltatori, i vostri radioascoltatori, i vostri telespettatori, che prenderanno consapevolezza che a fronte di una spesa simile il sistema scolastico italiano è un sistema che spende male, è un sistema però regionalista, dove in realtà agli ultimi posti OCSE Pisa arriviamo perché la Sicilia e la Campania arrivano molto al di sotto, la Lombardia e il Veneto molto al di sopra, quindi è un sistema classista dove il ricco sceglie e il povero si accontenta, è un sistema discriminatorio dove il disabile, nel momento in cui scegliesse la scuola paritaria, lo Stato si dimentica che è disabile e non provvede più per lui per il sostegno. Quindi la vera punto di caduta sarà quanto i cittadini oggi saranno consapevoli che devono chiedere conto al governo di come vengono spesi questi 10.000 euro a fronte di una garanzia di libertà di scelta educativa garantita liberando 7 miliardi di euro. È una nota di colore. Dire che l'allievo costerebbe 5.500 euro non vuol dire tagliare gli stipendi dei docenti, perché oggi i docenti in Italia sono i più sottopagati. Vorrebbe dire forse dare delle risposte oneste al precariato. Com'è possibile avere tanti precari e 200.000 cattedre scoperte? Forse, come abbiamo individuato il costo standard per allievo, bisognerà incrociare la domanda con l'offerta. Abbiamo docenti abilitati che non insegneranno mai perché per loro non c'è la cattedra libera a fronte di cattedre vuote. Quindi ogni volta abbiamo due
riforme entrambe dallo stesso fiato corto, l'immissione in ruolo di 150.000 docenti, i dirigenti scolastici che si vedono arrivare, docenti per i quali la cattedra non c'è e quindi sono costretti a inserirli in sovrannumero in segreteria, e d'altro canto abbiamo dei concorsoni aperti discriminando i docenti delle paritarie, perché qualora questi avessero avuto accesso ai docenti delle scuole paritarie noi non avremmo mai salvato il precariato. Quindi vedete, ci perdono tutti, ci perdono i cittadini, ci perde il docente discriminato nella libertà di insegnamento, ci perde la famiglia discriminata nella libertà di scelta educativa, ci perde l'allievo discriminato nel diritto di apprendere. Chi ci guadagna? Nessuno. L'inerzia politica che è ampiamente legittimata dalla confusione. In conclusione proviamo anche a far emergere degli aspetti positivi, diciamo, degli istituti cattolici, e qui vengo alla dottoressa Simonetta Presa, ad esempio quello di dare un indirizzo all'inizio dell'anno scolastico, una frase, una linea guida che possa, come dire, anche essere quello un elemento di riflessione e di guida per dei ragazzi che poi affronteranno tutto l'anno, quindi non solamente i libri di scuola ma anche, come dire, uno spunto di riflessione che può arrivare dal carisma del fondatore piuttosto che, ecco, da altri testi o da dei lavori fatti in precedenza. Visto che stiamo per andare anche nel suo istituto, ecco, questo è anche un aspetto importante. Voi avete anche una frase. Sì, è qualche anno che abbiamo trovato che individuare il percorso in maniera sintetica, il percorso educativo che intendiamo fare durante l'anno possa aiutare. 2 anni fa era Tu sei libero, l'anno scorso era Alza le vele, quest'anno è Più in là, perché noi vogliamo proprio, la ragione di queste ultime 2 frasi, ci sembra che uno dei punti educativi fondamentali sia quello di introdurre alla realtà, alla totalità della realtà senza paura, ma non si conosce la realtà se non se ne scopre il significato. E questo funziona con i ragazzi? Funziona anche perché poi tutte le discipline collaboreranno a affrontare, a scoprire il reale secondo i loro metodi, no? Secondo i metodi specifici. Allora, ancora con Giacomo Rizzi andiamo al Maria Luigia. Crescere persone che sappiano stare nella realtà è l'obiettivo dell'Istituto Maria Luigia di Chiavari. Non proteggerli da essa, ma dare loro strumenti per affrontarla. Questa è la base di un percorso educativo che si rinnova di anno in anno, con la scelta di una frase che lo rappresenti e valga per tutti i ragazzi, dalla sezione primavera alla scuola secondaria di primo grado. Per il 2019-2020 è stata scelta Più in là, un invito ad andare alla ricerca del significato della realtà, oltre a quelle che possono essere le prime difficoltà o le gioie effimere. Il percorso non riguarda solamente i ragazzi, ma anche il corpo docenti che li accompagna. È molto bello, soprattutto perché tra noi colleghi c'è proprio un'esperienza anche di crescita comune, cioè noi crediamo proprio che può educare chi si lascia educare a propria volta, per cui ci sono molti momenti di dipartimenti, di lavoro insieme, di condivisione anche con il rettore, e quindi diciamo è proprio bello insegnare anche per noi. La formazione si estende poi anche ai genitori, con i quali l'istituto promuove un contatto frequente e diretto, anche con uno scambio di idee e proposte. Chi svolge il ruolo di genitore è il primo educatore dei ragazzi e per farlo deve essere il primo che a sua volta si lascia guidare. Questa formazione a 360 gradi si concretizza anche in attività scolastiche alternative che permettono ai ragazzi di esprimersi e conoscersi meglio. Abbiamo fatto queste 2 belle attività, una è quella della scrittura creativa e l'altra è quella del teatro, che sono state poi si sono intersecate l'una con l'altra. Sono state 2 occasioni grandissime, innanzitutto perché permettono di guardare l'allievo, l'alunno e il ragazzo che hai davanti in un modo diverso e permettono al ragazzo veramente di fare un'esperienza unica, perché è un continuo paragone con la realtà che chiede una partecipazione del ragazzo, no? Le 2 attività peraltro non sono scollegate comunque dal percorso scolastico,
fantastico perché con il nuovo esame di terza media io ho visto che i ragazzi l'anno scorso sono stati molto facilitati ad affrontare la prova di italiano e l'esperienza dell'anno scorso del teatro è stata così ricca, così bella, così commovente. I ragazzi hanno lavorato insieme alla comunità di Villa Gritta che ospita malati mentali, è stata un'esperienza così commovente che quest'anno si è deciso di ripercorrerla a partire proprio dalle elementari. Eccoci in studio, allora Eccellenza, visto anche questo servizio, l'ho visto anche sorridere, quindi si trova rinfrancato, soddisfatto anche dell'attività che c'è nel nostro territorio, vedendo anche gli istituti con i vari programmi che portano avanti. Certo, apprezzo molto tutte queste presenze e gli impegni che tanti mettono perché le nostre scuole cattoliche siano all'altezza. Mi pare di poter dire che davvero c'è un entusiasmo che regge questo impegno, non è semplicemente una professionalità. A me è piaciuto questa sera l'impostazione, cioè scuola per tutti. Ecco, che tutte le persone sappiano che la scuola cattolica non vuole essere una scuola di elite, ma vuole essere una scuola per tutti, come è nato come scuola per tutti. Dobbiamo ricordare che la scuola moderna è nata nel grembo della Chiesa, nel desiderio di aiutare proprio gli ultimi a entrare nell'ambito della preparazione, della formazione, della cultura. Molti dei nostri istituti che oggi fanno fatica sono nati per l'educazione della gioventù e sono nati in questo modo gratuito e vorremmo ancora oggi poter essere gratuiti e per tutti, per offrire davvero quella libertà di cui abbiamo parlato. Credo che questo sia l'aspetto a cui tengo di più. Ecco, Suor Anna, posso chiedere anche a lei brevemente qual è il vostro carisma, anche il percorso che portate avanti per portare insomma, avanti questa sfida educativa con i ragazzi? Le Suore Marcelline nascono nell'Ottocento, hanno scuole in tutta Italia e l'impegno fondamentale è quello di aiutare i nostri ragazzi a stare nel mondo cercando di cambiare il mondo dal di dentro senza mai criticarlo, ma senza neanche mai arrendersi alle ingiustizie. Fondate da Monsignor Biraghi, un sacerdote diocesano milanese, aveva questo e soprattutto una cultura soda. Credo che da qui io credo fortemente che dare una cultura ai ragazzi oggi sia dare loro una chance, una possibilità di stare al mondo in piedi. Dobbiamo evitare che qualcuno possa continuare a dire avrei voluto frequentare quella scuola e non ho potuto perché non avevo i soldi. Ha ragione il Vescovo, dobbiamo adoperarci affinché tutti possano scegliere liberamente una scuola senza nessun vincolo economico ed essere in prima linea tutti quanti per questo, evitando e rifuggendo qualsiasi strumentalizzazione funzionale solo a impedire anche al povero di esercitare la propria libertà. Fondamentalmente credo che questo sia l'impegno di tutte le scuole paritarie cattoliche ricche di chiavari che avete illustrato, che ho avuto la fortuna di conoscere personalmente, ma anche oggi della scuola in Italia. Un discorso simile non lo faremmo mai ad una scuola paritaria in tutta Europa, perché nella laica Francia piuttosto che in Inghilterra la famiglia sceglie liberamente fra una scuola cattolica, anglicana, laica, di ispirazione cristiana ed ebraica a costo zero perché ha già pagato le tasse. Oggi in Italia questa libertà ha un ma se posso pagare una seconda volta. Tra l'altro le suore Marcelline sono presenti anche a Genova, quindi le salutiamo qualora ci stessero vedendo. E noi chiudiamo il tour delle scuole questa sera con l'ultimo servizio, andiamo a conoscere le suore di Santa Marta, sempre a Chiavari.
Soccorrere le necessità dei tempi è la missione della Congregazione delle Suore di Santa Marta, che si concretizza nell'ambito educativo ed assistenziale. A Chiavari sono presenti dal 1883 con l'Istituto Scolastico Santa Marta, dove le sorelle portano ancora avanti l'insegnamento del loro fondatore, Tommaso Reggio, nel loro impegno quotidiano all'interno della scuola. Vuol dire avere attenzione a quelli che sono, tra virgolette, i venti moderni, e quindi educare il ragazzo a pensare con la propria testa, a non omologarsi, a cercare di avere un minimo di senso critico, cosa difficilissima, a vivere libero. In questo senso, secondo me, Tommaso Reggio direbbe: creiamo dei ragazzi liberi da condizionamenti negativi. Io dico sempre che a insegnare italiano e matematica ci riescono un po' tutti. A educare quei ragazzi e a dare oltre la materia, questo è il nostro compito. Il carisma dell'ordine viene trasmesso ai ragazzi anche attraverso iniziative a sfondo religioso, come la consueta visita ad un santuario con cui si aprono gli anni scolastici. Diventa un momento religioso di inizio e un momento di vita insieme, perché poi trascorriamo la giornata giocando. Allora, l'importanza è far vivere loro un momento insieme religioso. Li abbiamo preparati raccontando loro la storia del santuario. La scuola accoglie i ragazzi dai 2 ai 14 anni, poiché comprende la sezione primavera, la materna, la primaria e la secondaria di primo grado. L'istituto apre prima delle 7:30 per venire incontro alle necessità dei genitori che hanno esigenze lavorative stringenti e chiude dopo le 17:30, quando l'ultimo bambino lascia l'edificio. Ogni anno il corpo docenti sceglie un tema unificante per tutti gli allievi, che viene sviluppato in maniera differente in base alla loro età. A livelli diversi, a dosi diverse, ciascuno sviluppa. Per esempio quest'anno Leonardo che cosa ha dipinto, che cosa ha scolpito, che cosa ha scritto, quindi dalla materna alla terza media noi ci muoviamo cercando di capire questo grande personaggio. Poi è chiaro che l'attività nei vari gruppi di scuola si muove sul programma, che è programma assolutamente quello adeguato del Ministero. L'istituto non si limita all'educazione degli scolari, ma cerca di estendere la propria proposta formativa anche alle famiglie. Cerchiamo anche di educare i genitori e di portarli intanto a una idea che è per noi importantissima, che è il vivere insieme per i loro figli vuol dire soprattutto in certi momenti accogliere chi è più disagiato. È sempre più difficile il cammino che porta ad accettare e a apprezzare il bambino che è diverso, tra virgolette, come persona. Allora, siamo in chiusura, pochissimi minuti, vediamo 2 messaggi che ci sono arrivati da casa. Leggiamo il primo, ci scrive Giovanna, dice: dato che sono stati citati i genitori del Gianelli di Rapallo, volevo ricordare Scipione d'Este, che tanto aveva lottato con la sua professionalità di commercialista e le sue doti umane per rilanciare il Gianelli di Rapallo, senza dimenticare naturalmente quello di Chiavari. Poi c'è una domanda, ci scrive Simone: i programmi scolastici e le materie studiate sono le stesse nelle scuole pubbliche e nelle scuole paritarie? Possiamo far rispondere alla dottoressa Presa? Sono sostanzialmente le stesse, con la stessa autonomia che esiste anche nella statale. Uno può introdurre alcune discipline di appoggio nell'ambito del 20%. Il punto è che attraverso la disciplina passa, non nonostante la disciplina, ma attraverso la disciplina passa una proposta educativa che viene proposta all'esperienza dei ragazzi da verificare. Questi aspetti positivi che ha visto e di cui ci ha anche parlato relativamente al suo istituto le danno soddisfazione, la rendono contenta anche rispetto alle difficoltà che ci sono, le danno la forza insomma di andare avanti in questo campo? In questi 2 anni, dico la verità, mi sono molto divertita, perché da pensionata invece che andare a vedere i lavori pubblici no, è una cosa veramente interessante, soprattutto vedere il tipo di lavoro che è veramente notevole tra insegnanti e genitori, proprio questo clima di rapporto e di amicizia. In conclusione, Eccellenza, qual è l'auspicio per tutte le scuole cattoliche del nostro territorio, per quest'anno scolastico insomma, che è da poco iniziato, e per il futuro? L'auspicio per le scuole è che si sviluppino, continuino la loro missione e soprattutto che venga compresa la loro missione. Venga compreso dalla gente, da tutti, e che si superino quelli dei pregiudizi che spesso ci sono, come se la scuola paritaria fosse non soltanto una scuola di elite, ma una scuola di indottrinamento.
cosa che non è, perché effettivamente è paritaria se si adegua ai programmi che vengono dati dal Ministero e sfruttando appunto gli spazi di autonomia che tutte le scuole hanno, l'accentuare l'impegno formativo. Suor Anna, la ringrazio per aver partecipato da Milano. Quale sarà insomma il prossimo impegno? A novembre mi pare ci sarà un incontro a Roma proprio sui temi di cui abbiamo parlato questa sera. Sì, il 14 novembre nelle sedi via Zanardelli 32 USMI e CISM avremo proprio sul documento licenziato dal Consiglio Nazionale Scuola Cattolica Autonomia e Libertà di Scelta Educativa un confronto fra il Cardinal Bassetti, il Presidente della CEI, e la Presidente Elisabetta Casellati, Presidente del Senato, con i presidenti USMI e CISM e il mondo associativo che ha redatto questo documento, che tende semplicemente a porre in fila le questioni: libertà di scelta educativa dei genitori da garantire in un pluralismo educativo a costo zero, senza più alcuna discriminazione economica. E io sono certa che noi stiamo vivendo un momento importante per la nazione, perché noi cittadini di buona volontà tutti quanti stiamo fortemente perseguendo quell'obiettivo che io vedo quasi irraggiunto, quindi non dobbiamo assolutamente arrenderci, che la famiglia italiana, anche in Italia come avviene in tutto il mondo, potrà scegliere tra una scuola pubblica statale che funziona, una scuola pubblica paritaria di qualsiasi tradizione a costo zero, senza più alcuna discriminazione di carattere economico. E a fronte della libertà della famiglia si insinuerà una sana competizione fra le scuole tendenti a migliorare ed essere sempre più eccellenti sotto lo sguardo garante dello Stato. Crediamolo che questo potrà essere possibile nella misura in cui tutti quanti ci metteremo del nostro e ripartiamo dal 14 novembre da Roma con questo appuntamento. Bene, grazie a Suor Anna Monia Alfieri delle Marcelline di Milano per essere stata con noi, grazie a Simonetta Presa, rettore del Maria Luigia di Chiavari, e al vescovo, il nostro vescovo, Monsignor Alberto Tanasini, per aver portato avanti questa discussione, questo tema di riflessione sulle scuole paritarie cattoliche. Bene, siamo giunti in conclusione con il Direttamente Su. Ci ritroviamo lunedì prossimo, grazie per averci seguiti, buon proseguimento di serata.